dobbiamo sempre tenere la guardia alta perché in questo territorio è un territorio ricco e quindi sicuramente fa buona a tante persone. I legami con il clan camorristico dei Casalesi, l'arresto nella Marca di un 56enne accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso non fanno stare tranquillo il mondo economico trevigiano che si ritrova nuovamente nel mirino della criminalità organizzata. Episodi che inquietano e fanno riflettere, secondo il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. Inquietano sì, non a caso proprio 2 giorni fa abbiamo rinnovato il protocollo con le forze dell'ordine, con il Tribunale, con la Procura della Repubblica, dove mettiamo a disposizione i dati del sistema camerale proprio per tenere monitorato quanto succede nella nostra realtà. Questo è uno degli elementi che dà certezza negli investimenti. Uno fa investimenti se è sicuro, se non si trova il camorrista fuori dalla porta che gli chiede la tangente o altro. Una questione che anche il mondo sindacale ha sollevato più volte. Il tema della legalità è un tema che noi proponiamo da tantissimo tempo e pensare che questo sia semplicemente in qualche modo rinchiuso all'interno di alcuni confini nazionali, penso in particolare al sud, è un errore. Purtroppo noi sappiamo che i capitali illeciti, la mafia e le organizzazioni criminali fanno affari soprattutto dove gli affari si possono fare e il nostro territorio da questo punto di vista è a alto rischio. Bisogna alzare gli anticorpi e fare in modo che si respingano gli atteggiamenti illegali e in qualche modo invece si affermi la legalità a pieno titolo.